Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha visitato un sopralluogo al liceo classico musicale Empedocle per verificare l'avvio dei lavori di manutenzione attesi da tempo. Insieme a lui l'ingegnere Michelangelo Di Carlo, dirigente del settore edilizia scolastica del Libero Consorzio. L'impresa è stata incaricata, recandosi sul posto con le attrezzature e la cartellonistica necessaria, per predisporre l'area di cantiere, un passaggio preliminare fondamentale che consentirà di dare via alle operazioni nel più breve tempo possibile. Il progetto complessivo include il rifacimento completo del tetto, la sostituzione dei materiali deteriorati e il recupero delle condizioni strutturali interne, segnando un passo importante per la riqualificazione del plesso scolastico. Il primo intervento riguarderà la copertura dell'edificio, una fase particolarmente delicata e strettamente legata alle condizioni del tempo. In caso di pioggia, infatti, non sarebbe possibile procedere perché lo smantellamento del tetto esporrebbe le aule a rischi concreti di infiltrazioni e allagamenti significativi. I lavori iniziali consisteranno quindi nella rimozione del materiale esistente sul tetto della scuola e nella successiva installazione di un nuovo strato impermeabile con l'obiettivo di garantire la piena protezione dell'intera copertura. Solo dopo questa fase, dunque, si potrà intervenire all'interno dell'edificio, iniziando al ripristino delle parti ammalorate e rendendo nuovamente fruibili le aule scolastiche. I tempi previsti per l'intervento, compatibilmente con il meteo, sono di circa 10 giorni.